presentata sabato 20 aprile all'interno della Biblioteca Comunale di Sora dalla consigliera comunale Emanuela Cerqua, la mostra documentale fotografica intitolata La guerra in casa, un'esposizione pensata in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile e curata dal personale della biblioteca e dell'archivio storico. La mostra La guerra in casa è stata pensata proprio in occasione della prossima festività del 25 aprile, quindi una mostra a tema che celebra anche qui in biblioteca questa importante ricorrenza. La prima delle mostre documentarie, fotografiche e documenti di archivio che l'Archivio Storico e la Biblioteca Comunale di Sora cureranno da qui almeno fino ad agosto, insomma quelle già in programma, ma andremo avanti così durante tutto l'anno. Questo perché ritengo che la biblioteca e l'archivio storico debbano essere, oltre che luoghi di consultazione, luoghi di ricerca dinamica. Abbiamo dipendenti altamente formate sia sulla biblioteca che sull'archivio, abbiamo archiviste, bibliotecarie qualificate che da 20 anni lavorano in questa realtà e che possono portare avanti anche un lavoro di ricerca proprio per offrire alla comunità, ai cittadini sempre nuovi spunti di riflessione su tematiche storiche che coinvolgono appunto la storia della nostra comunità. Oggi inauguriamo la prima mostra della mostra La guerra in casa, una mostra che comprende tra le foto esposte anche foto che i cittadini hanno messo a disposizione della biblioteca, portandole proprio qui in biblioteca e rendendole quindi accessibili agli altri attraverso la mostra. Questo perché credo che sia importante anche rinsaldare la memoria storica di questa comunità, quindi è un primo momento di apertura appunto della biblioteca al pubblico anche per questi aspetti. La mostra è stata realizzata grazie a fotografie e documenti messi a disposizione da cittadini ed acquisiti digitalmente, così da valorizzare quelle testimonianze ancora presenti ma chiuse nei cassetti, nelle case dei cittadini, e con l'intento di consolidare una memoria diffusa degli eventi legati agli anni della liberazione di Sora da parte dei neozelandesi. Per il taglio del nastro inaugurale presente il sindaco Luca Di Stefano. Sì, sicuramente una mostra bellissima, una mostra interessante perché va a ripercorrere quelli che sono gli spaccati di vita vissuta di questa città durante il bombardamento. Infatti potete venire proprio ad osservare le foto più belle, quelle che sono nella storia della nostra città, in un luogo magico che secondo me è quello della biblioteca. Tante sono state le iniziative in questa biblioteca e tante ne saranno proprio per accattivare ancora di più tanti cittadini, tante persone che vengono da fuori per conoscere proprio l'identità e i luoghi della nostra città. La prossima mostra, ve la posso già annunciare, riguarderà invece l'artigianato locale, mentre poi nel mese di agosto esporremo importanti fotografie storiche sulla processione di San Rocco. Quindi diciamo che cercheremo di portare avanti questo discorso agganciandoci a ricorrenze che coinvolgono la comunità, mettendo a disposizione materiale storico, archivistico, che possa quindi far conoscere la memoria di queste ricorrenze anche appunto riscoprendone le radici. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca Comunale dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19:30 ed il sabato dalle 8 alle 18:30.